Buongiorno, sono Alessandro Pattaro e vi parlo da Radio Idea Sostenibile, la radio di Idea Ingegneria. Dedico la puntata di oggi, 5 minuti di oggi, alle giornate dell'idrologia che si celebrano a Venezia presso la Fondazione Stampalia nei giorni 18, 19 e 20 dicembre 2013. Ieri ho voluto dare un mio contributo analizzando il tema del pericolo idraulico che affligge il territorio del bacino scolante nella laguna di Venezia, l'unico ambito territoriale privo di un piano di assetto idrogeologico e quindi privo anche di uno strumento di pianificazione del territorio che dia anche delle prescrizioni, quindi degli indirizzi per la tutela del territorio dal pericolo idraulico. Il mio era volutamente un contributo sintetico perché di 5 minuti, quindi sintetico in senso lato, ma anche di sintesi perché prescindeva dall'aspetto analitico che si è già consolidato, cioè esistono strumenti di analisi del pericolo idraulico più o meno evoluti, remoti e più recenti, con ipotesi diverse, con coefficienti, con parametri diversi, con codici anche diversi probabilmente, ma che avevano nel tempo determinato degli scenari di pericolo idraulico. Quindi già 10 anni fa esisteva un modello matematico monodimensionale che aveva scaturito degli scenari di pericolo idraulico e attraverso i quali si poteva già arrivare alla definizione di un PAI, quindi un piano di assetto idrogeologico. Attualmente, quindi a distanza con grave ritardo, però è stato realizzato un nuovo modello matematico monobidimensionale, quindi misto, quindi in grado di rappresentare in maniera più icastica il pericolo idraulico del territorio, e quindi a questo punto non ci sono più alibi, è necessario assolutamente adottare uno strumento, un PAI evoluto all'interno del piano di gestione del rischio alluvione. Per quanto riguarda l'utilizzo degli modelli matematici commerciali o già preconfezionati, io stesso utilizzo, diciamo così, con una certa frequenza, un modello matematico idrodinamico commerciale che si chiama SOBEC della W. Earl Delft Hydraulics e naturalmente una scelta che viene in generale biasimata forse dai puristi, come ad esempio il professor Dalpaus. Il professor Dalpaus, che è mio maestro e di cui sono uno sconfinato ammiratore, il professor Dalpaus rappresenta insieme al Dipartimento ICEA dell'Università di Padova una delle punte più avanzate d'eccellenza nella modellistica matematica idrodinamica, e il professor Dalpaus sostiene che i modelli matematici devono essere usati naturalmente con consapevolezza e quindi, dice il professor Dalpaus, devono essere costruiti, non si comprano, non si vendono. Io ho un atteggiamento un po' più meno paradigmatico e più laico del professor Dalpaus, e quindi utilizzo anche modelli matematici già confezionati come SOBEC, e il professor Dalpaus non manca di sbeffeggiarmi ogni volta che naturalmente viene a sapere che ho utilizzato un modello matematico già costruito. Allora mi dice: ma hai utilizzato Sorbolec? No, ironizzando appunto sul nome di questo modello che utilizzo della W. Delft Hydraulics. Ma a parte questa considerazione, naturalmente tutti gli strumenti, se usati con consapevolezza, gli strumenti di analisi producono sicuramente dei scenari probabilistici attendibili, con il crisma naturalmente di essere utilizzati in modo scientifico, naturalmente se vengono utilizzati con la corretta consapevolezza. Vi saluto e vi auguro una buona giornata. Ciao!